Coach Cupisti, al termine di Modena-Scandiano iniziamo intanto dal bel clima che c'era sugli spalti. In Pisa è stato un bellissimo derby dall'inizio alla fine, al di là del risultato finale. Una bella partita, una partita maschia ma corretta, giusta, come devono essere partite. Avevamo iniziato molto bene e poi dopo insomma, siamo andati calando, si sapeva. Devo fare complimenti al Modena perché è stato più cinico rispetto a noi. Modena che era sotto 3-1, Scandiano ha avuto l'opportunità insomma di condurre la partita a proprio favore. Cos'è successo da quel momento in poi? È successo che non abbiamo fatto gol e l'abbiamo presi, la differenza è tutto lì. La differenza è stata la non precisione nostra e la loro precisione nel fare gol. Mancano 5 giornate alla fine, Scandiano dove può arrivare? Fino a un fondo lotta. Qua mi sembra che Novara per ora deve giocare, qua andrà magari a 4 punti di vantaggio e poi c'è un gruppetto dietro di 2 o 3 squadre e quindi dipende come viene, cioè varranno gli scontri diretti oppure la classifica avulsa, bisogna vedere, oppure arriva prima il Novara perché le vince tutte.